Bentornati a questa nuova puntata, oggi tutta dedicata alla salute del bambino, perché il medico che si prende cura proprio di loro, dei nostri bambini, è il pediatra. Infatti qui con me c'è la dottoressa Laura Travan, pediatra responsabile facente funzioni della neonatologia e roaming in del Burlo Garofalo di Trieste. Benvenuta Laura. Grazie Sara, buongiorno. Buongiorno a lei. È stato osservato che nei primi 3 anni di vita avviene oltre l'80% dello sviluppo neuronale. Allora, gli stimoli mentali e le interazioni sono necessari a partire dalla nascita? Sono non solo necessarie ma fondamentali per una buona crescita dello sviluppo neuronale, ma del bambino in generale. Ti dirò di più, in realtà l'avventura di un essere umano comincia prima, cioè comincia dal concepimento, tanto che il nuovo concetto è quello dei primi 1000 giorni, a partire appunto dal concepimento, la gravidanza e poi appunto i primi 2-3 anni di vita. Questo è un concetto molto importante, tanto che l'Istituto Superiore di Sanità sta compiendo degli studi molto approfonditi su questo, perché sappiamo come questo periodo della vita sia fondamentale poi per la riuscita di una vita soddisfacente anche per il bambino e poi per l'adulto. Le interazioni sono fondamentali a partire, come so che hai già parlato in altre trasmissioni, veramente dalla sala parto. Tu sai che noi mettiamo pelle a pelle i neonati appena nascono, proprio perché la prima interazione, quella fondamentale, è quella con la mamma. La mamma che nei primi anni di vita è il filtro dell'esperienza del bambino, è il filtro dell'esperienza del neonato. E questo è il motivo per cui tu, quando mi hai presentato, mi hai citato come responsabile del rooming in. Cosa vuol dire rooming in? Che le prime interazioni, i primi vissuti vengono fatti appunto attraverso la mamma e bambino stanno sempre insieme. Quindi appunto nel nostro istituto c'è un posto che si chiama rooming in, dove non c'è una stanza separata dove i neonati stanno, ma i bambini stanno più possibile con la loro mamma. Perché avviene questo? Questo avviene appunto perché il corpo della mamma continua a essere l'ambiente migliore per il neonato. In termini di attaccamento psicologico, di allattamento, cioè stare sempre insieme favorisce l'avvio dell'allattamento al seno, che come sappiamo è il gold standard per l'alimentazione dei neonati, e ha tutta una serie di vantaggi di salute che vanno appunto ad influire anche sullo sviluppo neuronale che tu citavi. Quindi effettivamente le interazioni cominciano dalla sala parto, continuano nel rooming in, quindi quando mamma e bambino stanno sempre insieme, e noi medici abbiamo imparato a tenere le mani il più giù possibile dai neonati e poi dai bambini. Questo perché sappiamo che l'esperienza, diciamo, fisiologica naturale, ove questo ovviamente sia possibile, è la miglior cosa. Quindi lasciare mamma insieme 24 ore su 24 prima e lasciare che le cose avvengano nella maniera più fisiologica possibile è il meglio per il neonato prima. Favorisce diversi aspetti, quindi. Appunto, numerosissimi aspetti, non solo quello nutrizionale, che ovviamente è una delle prime cose, ma anche quello relazionale, quello delle interazioni. In tutto ciò c'è anche il papà, e infatti noi ben sappiamo che i papà sono i benvenuti a partire dalla sala parto, quindi ormai i padri partecipano all'evento parto, sono il caregiver principale, aiutano la mamma a superare meglio le fasi del travaglio e la fase espulsiva, ma sono appunto anche il preferenziale partner di cura sia durante la degenza ma poi anche nella vita. Il partner o comunque un caregiver, dobbiamo essere moderni in questo e accettare tutte le scelte delle famiglie. Condivido. Assolutamente. E quindi appunto parlavi dei primi 2-3 anni, noi sappiamo che questo è il periodo della vita in cui la testa cresce di più non solo come contenitore ma perché appunto cresce il contenuto che c'è dentro. Nessuna esperienza in questo periodo della vita è neutra, cioè tutto quello che accade al neonato e all'infante, questo è il termine diciamo preciso per indicare il bambino nel primo anno di vita, ha un imprinting per la vita futura, in termini proprio di sinapsi neuronali. Qua bisogna stare attenti perché le stimolazioni devono essere adeguate. Di questo poi parlerà meglio la mia collega nella seconda parte di questa trasmissione. Però è fondamentale dare delle giuste interazioni e ricordando che la mamma in primis, il caregiver, il papà e le persone della famiglia sono i principali attori della vita dei bambini nei primi 2-3 anni.
Infatti si dice proprio che la famiglia è un tassello fondamentale. Fondamentale. Noi sappiamo quanto la deprivazione dell'affetto familiare del corpo della mamma abbia purtroppo delle conseguenze devastanti sul futuro dei nostri bambini. Dottoressa, quali sono, oltre ai bilanci classici di salute, le visite specialistiche, la profilassi e i provvedimenti a cui bisogna sottoporre l'infante o bambino? Allora, partiamo dal neonato, quindi dal cucciolo d'uomo nel primo mese di vita. Allora, noi sappiamo che alla nascita sono necessari alcuni interventi. Il primo intervento è quello della somministrazione della vitamina K. È un argomento a cui ci teniamo moltissimo. Vitamina K. Vitamina K. La vitamina K è una vitamina che il neonato non è in grado di produrre in maniera sufficiente di per sé e che serve a prevenire le emorragie cerebrali. Purtroppo va un po' di moda essere alternativi e quindi in alcuni casi viene proposto di non darla, invece noi sappiamo come sia fondamentale la somministrazione di questa vitamina perché un'emorragia cerebrale, per quanto sia un evento estremamente raro, porta delle conseguenze per tutta la vita e sono conseguenze che portano a danni cerebrali gravissimi. Un altro intervento è la profilassi oftalmica. Noi sappiamo che i neonati passano in un canale del parto che non è un ambiente sterile e che quindi deve essere, diciamo, tutelata la salute oculare. Quindi questo è il secondo provvedimento, diciamo, in ordine cronologico che viene attuato su un neonato. Quindi verso che mese? No, immediatamente, entro le 6 ore dal parto. Okay. Io da neonatologo ovviamente tengo molto a questi argomenti e sono veramente, diciamo, due procedure che aumentano la qualità di vita e la salute dei nostri bimbi. Durante la degenza nelle nostre, diciamo, dei nostri punti nascita, poi i neonati vengono sottoposti a quello che si chiama lo screening metabolico, cioè viene presa una piccolissima goccia di sangue che viene mandata al nostro centro di riferimento e vengono analizzate le malattie metaboliche più frequenti. Anche questo è un modo per anticipare le eventuali malattie che possono avere delle conseguenze pesanti sui nostri neonati, sui nostri bambini. Quindi si tratta... è tutta una questione di prevenzione, no? Io anche nella prima parte della nostra trasmissione, non oggi ma proprio nelle puntate iniziali, io parlavo proprio con diversi specialisti di prevenzione della cura, della prevenzione della donna in gravidanza e ci tengo sempre a precisare, dottoressa, che ogni donna ha una storia a sé, così immagino sia anche per un neonato, un infante. Assolutamente, ogni neonato, ogni famiglia ha la sua storia che va rispettata. Però non bisogna dimenticare che noi medici, che il personale sanitario sa, perché ci sono delle evidenze scientifiche, quello che è il bene appunto a livello di prevenzione ma anche di interventi di salute efficace da, diciamo, quello che si può fare per i nostri neonati e ci deve essere veramente una fiducia in questo senso. Nessun atto sanitario ormai, noi sappiamo che ci sono i consensi, viene fatto senza appunto l'approvazione dei genitori, ma tutto quello che viene proposto è veramente fatto per il bene del neonato e del bambino, quindi veramente è importante questa alleanza terapeutica fra le famiglie, i medici e il personale sanitario. Quindi questa è una cosa fondamentale. Lei mi ha chiesto, Sara, appunto, ha citato i bilanci di salute. Sì. Noi sappiamo appunto che dopo la dimissione dai punti nascita ci sono i bilanci di salute di cui si occupa il pediatra. I pediatri italiani hanno una scuola di formazione molto importante, molto efficace e quindi sostanzialmente sono in grado di eseguire nei primi 3 anni tutte le valutazioni necessarie per i nostri neonati, per i nostri bambini. Un'unica novità che ci dà l'indicazione, diciamo, generale ad fare una visita specialistica è quella dell'oculista, nel senso che la nostra Società Italiana di Neonatologia nell'ultimo anno ci ha sollecitato ad invitare le famiglie a portare i bambini dall'oculista al 3° anno di vita. Una volta si diceva che bastava, diciamo, cominciare i controlli nell'età scolare, invece questa è un po' una novità. Quindi una visita oculistica a tutti i bambini al 3° anno di vita per la prevenzione dei problemi oculari e per l'anticipazione degli eventuali vizi di rifrazione, per capire come si può procedere nel follow-up, è una buona indicazione. Per tutto il resto i nostri pediatri sono in grado, a meno che ovviamente non vengano individuate delle problematiche specifiche, di seguire i neonati e i bambini. Come dicevo all'inizio, il medico che si prende cura dei bambini è il pediatra e tutti i genitori lo sanno. Ma alcuni non sanno fino a che età il bambino viene seguito dal pediatra e dunque qual è quella tappa in cui si passa al medico di base. Allora, devo dirti che in questo l'organizzazione italiana del sistema sanitario è stato molto efficace, nel senso che in Italia
esistono i pediatri di base, figura che in realtà non è scontata. In altri paesi europei, per esempio, i neonati e i bambini, una volta dimessi dall'ospedale, vanno da quelli che si definiscono i general practitioners, cioè dei medici di medicina generale che si occupano di tutto, anche di visitare i neonati e i bambini. In realtà in Italia noi abbiamo questa grossa risorsa, che sono i pediatri di base. Dal punto di vista della normativa, uno potrebbe lasciare il pediatra di base a 6 anni ed essere iscritto nelle liste di un medico di medicina generale. In realtà questa è una scelta, nella mia ottica, diciamo non proprio così ottimale, nel senso che se io ho la possibilità di andare a prendere della carne in macelleria, rispetto al fatto di acquistare della carne per esempio in un supermercato, è ovvio che ci sono degli ottimi supermercati, ma se io ho a disposizione un professionista che ha studiato per 5 anni pediatria, adolescentologia, cioè sa affrontare i problemi degli adolescenti, noi sappiamo quanto sia particolare la transizione dall'età dell'infanzia a quella dell'età adulta, quindi ho a disposizione un professionista che fino ai 14 anni può seguire il mio neonato prima, il mio bambino, il mio adolescente. Perché non approfittarne? Quindi è vero che dal punto di vista della normativa io posso scegliere per comodità, magari perché è più vicino a casa, di passare al medico di medicina generale. Però appunto avendo a disposizione un professionista che ha studiato per 5 anni pediatria e diciamo, la medicina del bambino più grande e dell'adolescente, perché abbandonarlo precocemente? Quindi questo è il consiglio che lei dà. Abbiamo uno specialista, affidatevi allo specialista, quindi in questo caso anche lei, perché appunto lei è una pediatra. Dottoressa Laura Travani, io la ringrazio per essere stata qui con noi. Noi ci fermiamo soltanto per qualche minuto e ci rivediamo fra pochissimo. Parleremo di sonno dei bambini, ma non soltanto. A fra poco. Eccoci qui, ben ritrovati. Lo sviluppo dei bambini può essere appunto segnato da alcune tappe. Ne voglio parlare con la dottoressa Emily Esposito, fisioterapista specialista nell'area pediatrica e neonatale del Burlo Garofalo di Trieste. Benvenuta. Buongiorno, buongiorno. È importante interagire con i bambini, ma allo stesso tempo sono importanti anche i silenzi. Allora, come gestire, quanti stimoli dare al bambino e come gestire questa situazione, questi momenti? Sì, buongiorno. Diciamo che prima cosa mi volevo collegare alla domanda fatta, che si parla adesso spesso di tappe dello sviluppo, no? Come hai accennato tu. Sì. Diciamo che sarebbe meglio parlare di fasi dello sviluppo, nel senso che la tappa dà un'idea molto rigida, il bambino a 5 mesi deve stare seduto. Quasi come se ci fosse un limite, no? E questa dà molto, soprattutto preoccupazione ai genitori. E anche preoccupazione agli specialisti, no? Perché a quest'età il bambino non è riuscito ad arrivare a una sua competenza e quindi ci si preoccupa e si va subito in allarmismo. E nell'ultima appunto concezione si parla di fasi dello sviluppo, perché si dà la possibilità al bambino di avere più tempo per fare determinate cose, determinate competenze sia in ambito motorio, sia cognitivo che comportamentale. Quindi riagganciandomi a questo, purtroppo siamo in una società che ci bombarda di stimoli, ci bombarda a noi adulti, figurarsi ai bambini. I più piccoli. E quindi poi loro sono più ricettivi di noi. Esatto, esatto. Basti pensare anche solo se si entra in un negozio di giocattoli, di articoli appunto per l'infanzia, ci sono tantissime cose che purtroppo però non favoriscono al meglio lo sviluppo fisiologico del bambino. E il bambino lattante, appunto infante, ha già una sua programmazione di quello che è lo sviluppo, quindi la cosa importante è farlo crescere e vivere in un ambiente che sia adeguato a favorirlo. E purtroppo appunto questi stimoli tendono a eccitarli e soprattutto nella popolazione, già di base nella popolazione di neonati a termine. E sappiamo dai dati statistici che 1 su 10 bambini nasce pretermine
e quindi a maggior ragione è importante stare attenti agli stimoli che si propongono, perché uno degli outcome a lungo termine dei neonati pretermine è una difficoltà di concentrazione e difficoltà di attenzione. Quindi dare troppi stimoli e ipereccitare, iperstimolare i bambini fa sì che abbiano meno possibilità di concentrarsi e di stare attenti, con anche dei possibili riscontri in età anche scolare. Un esempio appunto che si può fare è un semplice tappeto per i giochi che si trova appunto in commercio. Non è tanto consigliato in quanto il tappeto giochi ha tante possibilità per il bambino contemporanee, ha tanti giochi, troppe scelte, troppi colori, troppi suoni, troppe stimolazioni appunto sopra. E il bambino invece favorisce al meglio il suo sviluppo con un tappeto normale, semplice, anche una semplice coperta per terra, e con 2 giochi posizionati, e questo favorisce sia il raggiungimento, quindi lo sviluppo motorio, sia anche la possibilità di scelta del bambino, cioè io mi concentro su un singolo gioco che voglio andare a raggiungere. Quindi è come se il bambino andasse quasi in confusione? Esatto, in confusione, ma non gli si dà poi la possibilità di muoversi, perché io ho tutto lì e quindi non mi serve rotolare, non mi serve raggiungere uno scopo, quindi raggiungere il mio obiettivo, il mio gioco, e in più ho tante cose, quindi non riesco a concentrarmi su quale devo scegliere. E quindi la cosa più importante sarebbe un semplice tappeto per terra o una coperta, in modo che il bambino con un gioco solo abbia la possibilità di raggiungere quello e di concentrarsi su quello. I genitori molte volte stanno attenti a tutto, no? Ma come si fa a capire quando il proprio figlio o un bambino, perché può essere anche un nonno, può avere questa attenzione anche un componente della famiglia, come si fa a capire quando un bambino ha un ritardo nello sviluppo? Prima cosa ci tengo appunto a precisare che è meglio non fare dei confronti, no? Quindi tante volte appunto con gruppi di mamme o insomma precedenti bambini o insomma figli di coetanei si tende a dire mio figlio sta già seduto, mio figlio già cammina e il tuo no, ma perché? Quindi è importante non allarmarsi in questo senso qua, perché ogni bambino è unico e ha una sua competenza, una sua peculiarità, sia dal punto di vista appunto motorio, ma anche dal punto di vista caratteriale. Come dicevamo prima con la dottoressa Travan, ogni bambino ha la propria storia ed è a sé, ogni storia. Esatto. E ci sono sicuramente dei campanelli d'allarme a cui si può fare riferimento, ad esempio una posizione seduta che non è raggiunta dopo gli 8 mesi di vita, e questo mi ricollego sempre alla dottoressa Travan, dà importanza ancora di più ai bilanci di salute che vengono effettuati dal pediatra. È importante appunto seguirli, perché il pediatra è in grado di individuare precocemente se c'è un eventuale appunto ritardo dello sviluppo e quindi di sottoporre appunto il bambino ad eventuali accertamenti o visite specialistiche. Quindi questi sono dei piccoli campanelli d'allarme. Un tasto dolente è quello del sonno. C'è qualche escamotage, se si può dire così, per favorirlo? Sì, è davvero un tasto dolente, come neomamma mi rendo conto che sia proprio un tasto dolente, e in effetti c'è la possibilità di favorire un sonno fisiologico. Facendo parte dello sviluppo, anche il sonno ha delle sue fasi, no? All'interno dei primi 2 anni. E sicuramente una cosa, uno dei consigli che si possono dare è quello di dare la possibilità al bambino di avere sempre intorno un ambiente sicuro, ovvero dormire sempre nello stesso posto, dargli un rituale di addormentamento, quindi un rituale che non vada a iperstimolarlo, quindi la TV, gli smartphone, cercare di non utilizzarli, perché in questa fase non danno, solo iperstimolano il bambino, perché hanno troppi suoni, luci, colori, movimento. Non si trae nessun beneficio da questi, quindi. Non si trae nessun beneficio, ma piuttosto leggere un libro o cantargli una filastrocca, leggere appunto una storia insieme, o anche fare il bagnetto, che facilita un po' il rilassamento e quindi anche l'addormentamento. In questo modo il bambino, avendo una base sicura ogni sera e uno stesso rituale, quindi faccio ogni sera sempre la stessa cosa,
facilita in lui l'addormentamento e il sonno perché sa che il giorno dopo c'è una sicurezza che si rifaranno sempre le stesse cose insieme alla mamma e al papà. Quindi diciamo che la routine è una cosa che agevola anche la serenità e quindi immagino che sia anche collegata allo sviluppo proprio del bambino. Esatto, dà una sicurezza sia in termini appunto cognitivi ma in termini emotivi proprio del bambino. Quanto è importante per il bambino sentir vicino la vicinanza della madre? E anche un'altra cosa voglio chiederle, è meglio dormire nel lettone o a parte nella propria culletta o nel proprio lettino? Allora, le indicazioni della Società Americana di Pediatria sono quelle di far dormire il bambino nel lettino accanto ai genitori, in un ambiente che sia sicuro per lui, senza cuscini, senza peluche e in una stanza libera dal fumo. Quindi queste sono le indicazioni sommarie, insomma, della Società Americana e quindi non si preferisce quello che si chiama co-sleeping, quindi il dormire insieme al bambino. Il co-bedding invece, che è una cosa diversa, ovvero stare vicino nel letto ai genitori, è una cosa invece che viene favorita. Quindi lei diceva in una stanza dove c'è assenza di fumo. Esatto. Comunque diciamolo insomma anche a casa che sarebbe meglio non fumare in nessun ambiente della casa. È altamente dannoso, sia il fumo passivo a maggior ragione per i neonati. Dottoressa, lei da neomamma, prima di salutarla, che consiglio si sente di dare alle mamme, ma soprattutto anche ai papà che ci stanno guardando da casa? Infatti diceva prima delle mamme, in realtà insomma anche i papà hanno un ruolo estremamente importante e il consiglio lo do a loro più che alle mamme, perché le mamme hanno un po' un istinto secondo me intrinseco della gestione un po' del bambino e i papà sono quelli sicuramente di sostenere la mamma, perché se si sostiene la mamma si sostiene un po' tutta la famiglia. E quindi il bambino o i bambini crescono più serenamente. Certo. Grazie alla dottoressa Emily Esposito, io vi saluto, ci vediamo la prossima settimana, mi raccomando non mancate perché parleremo di bambini, sport e anche lato emotivo psicologico. Grazie per essere stati con noi.